Bella ragazzi, a tutti nel commentario veneziano, Fiori Project Car è uscito adesso in maniera ufficiale e non lo so, insomma ragazzi, siamo qua nella modalità carriera da 0 a mito, quindi da gondolaro a mito, sarà ribattezzata dal veneziano. E niente, poi ho fatto i primi 2 round su 3 il primo campionato kart e sono riuscito a vincere finalmente la prima gara, ho messo come difficoltà 90 su 100, quindi Fiori finisco le gare praticamente senza le braccia e le mani e tutto perché sono distrutto. Siamo che sesti a 25 punti, a meno 20 da Kevin Petit, ragazzi, il buon Kevin Petit sta già dominando tutto. E niente Fiori, però abbiamo fatto una buona vittoria, infatti come possiamo vedere round 1 ho fatto 6 punti perché ho fatto anche un giro veloce, e in round 2 ho fatto ben 19 punticini. Adesso siamo nell'ultima tappa di questa prima di questo primo campionato kart e i twitteroni cominciano a dominare, guarda il twitterone commenta il nostro fan site esploso. È stato solo una toccata e fuga, vabbè, affanculo. Qua un po' di zoccole anche mi stanno scrivendo cose belle, bene. Anche una vecchiaccia, perfetto. Beh, Blondi mamma, ragazzi, sì, Blondi, brava Blondi. Vabbè. Calendar. Siamo qua, ragazzi. Tappa, final tap, in inglese puro. 10 giri, 90%. Prometti di avviare, no, non posso neanche riavviare, ragazzi, proprio voglio fare le cose serie su questo Project Card. Vai. Cioè dire che questo gioco lo sto giocando chiaramente tutta super cannone, però che ti scalda la scheda grafica da morire, che veramente più di GTA, Fiori, veramente. Siamo a Chesterfield, ragazzi. Previsione di tempo mediamente nuvolose. Guida web. Ok, vai. Partiamo dalla pole position. Scusate ragazzi, ho un Merda. problema con il joystick che non so perché non mi salva la configurazione, non capisco. Vabbè, 10 giri ragazzi di passione nel cartodromo di Chesterfield. Vai. Cerchiamo di finire bene la stagione. Purtroppo ho fallito clamorosamente le prime 3 gare, di cui la seconda, diciamo non ho registrato le prime 2 round perché volevo un attimo riprendere la mano. Ecco, mi è scappato via il porco. Mamma mia. Ragazzi è difficilissimo, è veramente durissimo sto gioco, proprio... non serve proprio gioco da gondolari. Però mi sto allenando a sbrega perché voglio essere competitivo per voi ragazzi. Ci sto provando. Dai però, dai cazzo. Adesso teoricamente la carriera si deve salvare perché il gioco è quello completo, quindi se non si salva adesso mi gira il cazzo. La cosa è abbastanza ufficiale. Merda. Il primo mi sta scappando via ragazzi. Il primo sta volando, ha fatto il setup perfetto. Però ragazzi, gioco a una grafica, cioè gioco cioè io ho visto per console, non si può giocare con le console. I giochi qua, sto guidando veramente bene, però non voglio portarmi sfiga, ma stiamo andando bene. Anche se siamo secondi, ma non stiamo soffrendo. Però certo il primo non so come fa avere un ritmo così. Magari si brucerà il motore, speriamo. Ricordo che siamo al 90 su 100, eh. Quindi un commendone molto competitivo quest'oggi. No! Ma non ci credo. Ma non ci credo, che sbaglio clamoroso. Ho perso un attimo, penso ho perso un attimo il kart. E sono andato nell'erba, sull'erba. Non che credo. Vai. Anche perché ogni giro comunque cambia l'aderenza della pista, delle ruote, di tutto. Cioè, è veramente pazzesco sto gioco. Il come proprio sorpasso è un sorpasso un po' cattivo, però, eh. Sorpasso un po' curioso di veneziano. Dai. Dobbiamo fare come i grandi, come Hamilton, come Ayrton, come Schumi. Dai kart alla Formula 1. Anche se ragazzi più veloci sono le monoposto, le auto, cioè più difficile tenerle in pista, veramente. È un'impresa disperata. 4 lap, vai, vai, quinto lap. 5 laps remaining nell'inglese comandiano, nell'inglese tipico. Niente, il primo proprio non lo vedo neanche più. Il primo in una fuga scandalosamente scandalosa. Dai Kume, dai, dimostra al mondo che sei un Kume, dai. Il giro record da un punto in più, è il fastest lap. Avete visto che basta niente per perdere posizioni, infatti subito che mi sta talonando Christian Game News, ragazzi, domina.
Speriamo anche in delle mod per avere le livree magari più fighe, le livree della Formula 1 ufficiali. Io sono amante delle mod. Quindi sto aspettando anche per WWE avere le mod per... o quantomeno l'acceleratore, cioè, per cominciare la carriera comendiana. Dai ragazzi. Dai fioi. Stiamo girando molto bene, sono soddisfatto, però. Stiamo sbagliando poco. Dai, pochi giri alla fine, il secondo posto deve benissimo. È che il primo proprio non esiste più. Tra un po' mi doppia il primo, non lo so. 9 secondi di ritardo. La cosa positiva è che comunque sono abbastanza... Cioè, ho comunque un piccolo vantaggio rispetto al terzo, quindi insomma... Vuol dire che non stiamo girando male. Tutto sommato. Che il primo veramente, cioè... Boh. Ecco, questo è un brutto errore. Sono là, ragazzi. Il nostro kart. Ceolaps. Qua siamo proprio all'inizio di tutto. Il kartodromo qua di Chesterfield, quello comunque in Regno Unito. È da qua che Veneziano inizia la sua lunga corsa verso la super carriera. Primo anno della carriera. Anno 1. Dai, abbiamo questo piccolo vantaggio che ci permette di stare secondi. Però stiamo girando bene, sono soddisfatto. Non stiamo rubando niente. Perché qua a fare un errore all'ultima curva, perdi tutto, cioè... Eccolo là. Mamma mia. Relax, come, relax. Relax, come. E si vede che la pista si sporca, è pazzesco, no, veramente. Dai che inizia il final lap come andiamo. Vai di final lap. Vai di final. Buono. Speriamo di avere anche di avere il giro veloce, che non me lo dice perché non ho l'ingegnere, chiaramente, cioè siamo ancora nelle gare insomma, di Poretti, cioè. È già tanto che abbiamo una pista con i cordoli. No! Eccolo là l'errore. Dio po'. Non ci credo. Scusate, la mano mi stava... Perdo il secondo posto. Anche il terzo, non ci credo. Ma Dio Cristo. Avete visto questo gioco? Pazzesco, no? Non è incredibile. È inaccettabile. Ci credo. Ho perso il secondo posto che era ottenuto per tutta la gara. Ma Cristo santo. Vabbè, nebbioso. Gara 2, 15 giri. Vabbè, veramente non c'ho parole. Avete visto? L'ultimo è così. Non puoi mai rilassarti su questo gioco, non puoi rilassarti. Poi che sto sudando le 1000 camicie. Veneziano è molto nervoso. È anche un po' criticato dopo l'errore all'ultima curva. Adesso vuole dimostrare che è stato un episodio, vuole vincere gara 2. La vuole vincere, la pretende, la esige. Vai. Dai che non sta scappando via, dai che non sta scappando via nessuno adesso, dai. Questo gioco, come ho detto anche la recensione di Spazio Game, ti fa piacere. Anche perdere è bello, tra virgolette, però perdere così sinceramente mi sta un po' sul cazzo. Il come ci sta provando. Il come sta spingendo a cannone, fiori. Con questo sole che illumina. Questo tramonto, anzi, che illumina Chesterfield. Avete visto? Un errore e perdi tutto. Il come la sta rischiando. In questo ultimo round del primo campionatino kart. Non ho registrato i primi 2 round solo per riprendere un po' la mano, ragazzi, lo ripeto. Perché si fosse collegato solamente adesso su Sky Sport Motori. Su Sky Sport Commenda. Stiamo lottando adesso. No! Ma se vai sull'erba basta, perdi tutto. Infatti ho già una ruota un po' consumata.
Stiamo spingendo tanto, eh. Questa è vera lotta, ragazzi, è vera lotta per la supremazia. È qua che ha cominciato Luigi Hamilton. Attenzione, il come si inserisce! Il come si inserisce! First class, first class. Adesso prova a scappare, veneziano, prova a scappare. E a regalarci il sogno. Errore qua di veneziano, errore di veneziano. Sente la pressione del gondolaro, la sente. Bruttissimo. Christianson sta tornando. Sport, sto gioco ti dà una tensione, però che sport. Vai, slalom sulla chicane. Che nebbia, ragazzi. Cioè, non è che poi sta nebbia, è che vedo proprio tantissima nebbia, eh. Sì. Dai, come spinge cannone, spinge cannone. Aia. Siamo là, abbiamo un vantaggio che è buono, però non posso permettermi un errore. Cioè, prima avevo un vantaggio simile e ho perso addirittura 2 posizioni, da secondo a quarto. Noi che voglio vincere la seconda gara di questo campionatino. Non bene qua. Ti ho perso qualcosa. Mancano ancora tanti giri, ragazzi. Dai. Bisogna stare attenti soprattutto agli ultimi giri, che la pista è sporca e testa a coda sono dietro l'angolo, fiori. La carriera comandiana è cominciata, raga. No, mamma mia. No, sto cercando veramente di allenarmi il più possibile per cercare di proporre una competitività comandiana, insomma, a 90, a 90 difficoltà andare così, secondo me non è male. Però siamo ancora ai carte, eh. O più di... No! Niente da fare. Ma come da sta sito che sei meglio. Fuck off, fuck off, fekef. È dura tenere la concentrazione per tutti sti giri. Cioè, è dura, fiore. No! Mamma mia, raga, che dura che è. Chissà se quest'estate, quando giocherò col caldo, da sudo adesso. Dai, come regalaci il sogno. Vogliamo la vittoria, la prima vittoria l'ho già ottenuta. Ma voglio la prima vittoria registrata, cazzo. No! Brutto errore. Brutto errore di veneziano, brutto errore di veneziano. Più si va... Ma ancora. Qua ammazza qualcuno il cume. Mosse da codice penale. Però siamo nei kart queste cose si possono fare. Infatti non ho né squalifiche né un cazzo. Sento meno aderenza, Fiori, ne sento meno di aderenza, c'è poco da fare. Nei kart tutto è concesso. Four laps remaining nell'inglese puro. Ci devo provare, cazzo, sto perdendo parecchio adesso, eh. Oh, vai sull'erba, perdi tutto, Fiori. Niente, sono tutti là, sono tutti là. Oh, cazzo, non posso da primo perdere ancora 2 posizioni, però... Attenzione, errore anche suo, dai, che almeno la pressione. Buono, buono.
Ha sbagliato anche lui, dai. Ma che se ne sta andando Christian. Cristianone se ne sta andando. No! Tengo poco il kart, lo tengo poco adesso. Vado a perdere la prima posizione in maniera proprio beffarda. Fanculo. Ormai non recupero più. Solo uno sbaglio mi può salvare, al suo. Vedo che qua basta uscire un secondo, che cazzo. Basta, ormai non ho più il ritmo da provare. Che palle però. Dobbiamo tenere assolutamente il secondo posto però. Il secondo posto si deve tenere, punto. Dai come, regalaci il sogno, balla. Solo che ho più di 3 secondi di ritardo, veramente nella seconda parte di gara mi ha asfaltato Christian, Mi ha veramente massacrato. Questa prima gara chiaramente non vado a tagliare perché questa gara qua c'è poco da tagliare. Inizia l'ultimo giro, final lap. Cerchiamo di non fare cagate. Faccio fatica però, le gomme sono andate, tutto è andato, fioi. Dai che arriva un buon secondo posto, ti deve arrivare in questo final lap come indiano. Ok, dai. Buono. Molto bene, Beppe. Però potevo vincere, questo sicuramente dà fastidio. Ok, mi sono preso 12 punti. Fastest lap, 2 punticini in più, bene, cacchio, doppio fastest lap come indiano. Allora, allora, campione Kevin Petit, secondo posto Alexander Nurevski e terzo posto Ricky Jenkins. Noi siamo arrivati quarti alla fine. No, del round 3 però. Adesso vediamo cosa dice anche Twitterone. Allora, vediamo Twitterone. Onestamente una vittoria almeno credo che vada bene comunque. Si è andato davvero molto vicino, ardente sul podio, me ne dove comenda, mentre il trofeo da vincitore negli occhi di Veneziano. Ho detto la prossima volta sarà mio. Vittoria pesantissima per Veneziano. Ah ok, poteva essere. Podio meritatissimo, bel podio per Comenda. Ok. Classifica finale. Chiudiamo al quarto posto con 45 punti, peccato. Fuori dal podio per 5 punti alla fine, vabbè. Va buono raga, è andato il primo video qua con il primo campionatino kart, adesso spero magari ci sia un campionato un po' più avvincente, magari anche con i box, queste robe qua, e niente raga, siamo ufficialmente su Project Car. Raga, un saluto da Kumendo, bene siamo. Ciao!